Nuova economia e nuovi mezzi di informazione sono i temi al centro del ciclo di incontri inaugurato ieri al Vega, il Parco Scientifico e Tecnologico di Marghera. Vediamo. Da internet al commercio online al marketing innovativo, ormai è un dato di fatto assodato dagli studiosi del sistema produttivo veneto. La gran parte delle piccole e medie imprese della regione non utilizza questi strumenti tecnologici del mercato globale. A Venezia un ciclo di seminari organizzati dal Parco Scientifico Vega, organismo pubblico-privato, tenta di aiutare gli imprenditori a colmare questo divario. Gli incontri sono promossi insieme alla Camera di Commercio e all'Ordine dei giornalisti, che ha colto l'occasione per aggiornare anche i propri iscritti sulle novità del futuro nel campo dei media, sempre più preso dalla rivoluzione digitale alla quale le stesse aziende sono chiamate a partecipare per vivere e competere. Investire in un nuovo modello gestionale ed organizzativo di cultura d'impresa ed innovare il processo produttivo sembra essere la strada da seguire. Per il Veneto, secondo gli esperti, cambiare pelle però non sarà facile. La domanda sta evolvendosi e non è detto che il sistema sia in grado di farvi fronte, ecco, e allora deve fare una evoluzione da questo punto di vista, ma qui purtroppo congiura questa cultura di un certo tipo e le culture non si modificano dall'oggi al domani. Va in questa direzione Vega Lab, un laboratorio avanzato di ricerca, primo in Italia, attivato dal Parco Vega per rispondere alle esigenze delle imprese. Entro fine anno noi partiamo sia con offerte di banda larga e di cloud computing, sia con Vega Lab, che è il laboratorio nel quale piccola e media impresa ha sia formazione sia possibilità di sperimentazione di applicazioni tecnologiche prima dell'acquisto, prima della scelta definitiva da parte dell'impresa.